Ed eccoci, il nostro percorso si arricchisce di un'altra tappa, una tappa molto importante perché come avete letto qui, Telos Lamarone, territorio, energia, lavoro, organico e sole. E siamo alla tenuta Sant'Antonio della famiglia Castagnedi e siamo in compagnia di Tiziano Castagnedi, uno dei 4 fratelli titolari appunto dell'azienda. bellissima famiglia, bellissima azienda, una delle più importanti, la tenuta più grande della Valpolicella. E quindi tu prima nel pre-intervista mi parlavi di questa tendenza importante dei giovani di oggi, ma non solo, del biologico, dell'attenzione a questi elementi. Sì, in effetti in azienda sono arrivati i nipoti sempre più attenti a quello che è il mondo green e abbiamo scelto questo nome Telos perché indica veramente realizzazione di un'idea, è un greco antico e l'idea è quella appunto di fare dei vini che fossero tra virgolette più bio per un mondo che sta diventando sempre più intrigante per certi versi. Quindi l'eliminazione, o quantomeno non dico totale ma quasi, della solforosa, con un'attenzione a quello che è il packaging e quindi una bottiglia sempre più leggera per poter avere, come dire, il massimo di attenzione e il massimo rispetto per quelle che sono le nuove generazioni. Attenzione che si ritrova anche fuori dal vino vero e proprio. Prima appunto nel fuori onda parlavamo delle bottiglie, perché dall'America, dal Canada ci arrivano delle direttive nuove. Esatto. Ormai tutto il mondo si sta adattando a queste esigenze che a sua volta si rispecchia non soltanto sul peso della bottiglia, ma anche sui costi di trasporto e quindi, come dire, una quantità di CO2 prodotta assolutamente inferiore. Adesso andremo all'assaggio, ovviamente siamo a poche settimane dalla presentazione dell'annata 2020 della Marone e tu oggi ci presenti una Marone. Che Marone ci presenti? L'amarone che porta appunto il nome Telos ed è fatto con questa tecnica, con questo metodo che in qualche modo certamente andrà a, come dire, scardinare quello che è la tipica classica tradizione dell'amarone perché in questo caso i profumi primari faranno da padrone.